Asolo punterà partendo dalla sua storia, proietterà i propri orizzonti al di là dei 100 orizzonti. Quindi la cultura del paesaggio, la cultura del teatro, la cultura della lettura, la cultura dell'enogastronomia, la cultura dei prodotti tipici, la cultura della tutela del territorio, la cultura della biodiversità e via dicendo. Quindi non solo cultura intesa come fine a se stessa, ma a 360 gradi. Già il fatto che l'Asolo, le terre di Asolo del Monte Grappa abbiano una visibilità nazionale è già questo un ottimo risultato. Portare il nostro piccolo borgo insieme con il territorio dell'Asolano e della Pedemontana a un tavolo ministeriale con un progetto culturale di promozione del territorio penso che sia già una mezza vittoria acquisita. Nei nostri territori amiamo la bellezza dei nostri territori, la bellezza dei nostri paesaggi, ma per preservarli così dobbiamo averne la cultura e non solo apprezzarli ma anche fare di tutto per difenderli ed è quello che stiamo facendo. Questa diventa un'ulteriore occasione per raccontare di un territorio, per far conoscere a quei pochi che ancora non lo conoscono questo bellissimo territorio che ha tanto da offrire, come si diceva prima appunto, non solo in termini culturali stretti, per cui arti piuttosto che beni culturali, ma anche il valore del nostro territorio come tradizioni, come prodotti tipici che non fanno che riempire di contenuti quello che è il pacchetto che offriamo a quanti oggi si avvicinano a questo territorio. Io credo che gran parte della nostra cittadinanza è consapevole di abitare in un paese meraviglioso. Questa consapevolezza deve essere aumentata e deve essere anche sostenuta dall'amministrazione, ma anche dai cittadini stessi, per far sì che di questa bellezza possano usufruire anche le persone che ci vengono a trovare. E su questa bellezza che in parte era andata, non diciamo persa, ma un po' oscurata da una migrazione della popolazione dalla parte collinare, deve ritornare a rivivere, riappropriarsi del territorio e vivere in simbiosi col territorio. Il territorio va curato, gestito e mai abbandonato. Credo sia un'occasione perché tutti quelli che si interessano di Asolo, storici, artisti, eccetera, possano avere l'occasione di mettersi insieme o comunque di scambiarsi le esperienze fra di loro. Perché è arrivato come una specie di cosa dal di fuori, diciamo, no? Però ecco, vorremmo che fosse l'occasione invece per essere di nuovo, valorizzare quello che ognuno anche ha fatto o potrà fare.